Diffida lo Stato il nuovo ricorso al TAR, una battaglia definita epocale, quella di 50 comuni trevigiani per l'autonomia fiscale. I sindaci, ora lo Stato deve restituirci 24 milioni di euro. Sicurezza sui luoghi di lavoro, anche i metalmeccanici trevigiani hanno manifestato stamane davanti alla sede del Consiglio regionale dopo la drammatica serie di incidenti mortali. Automobilista 48enne di Zerobranco aggredito al semaforo con sputi ed un pugno da un nordafricano senza un apparente motivo, è accaduto a Preganzioli, indagano i carabinieri. 28enne di Mira denunciato dai carabinieri di Mogliano per 2 mesi, aveva acquistato metadone utilizzando ricette rubate ad un medico, rivendeva poi i flaconi a tossicodipendenti. Perde il controllo dell'auto che esce di strada e si ribalta, la giovane che era alla guida esce dalla vettura praticamente illesa, l'incidente stamane a Cimadolmo. Domani l'anniversario della strage di Capaci, oggi ad Antenna 3 2 uomini della scorta di Giovanni Falcone raccontano l'insegnamento del magistrato che con il suo sacrificio cambiò la storia d'Italia. Assegnato a Monastieri il premio Bontà 2018, città di Treviso, a vincerlo 10 persone che si sono distinte per opere di solidarietà ed aiuto ai meno abbienti, tra i cremati medici, missionari e gente comune. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Autonomia fiscale parte dalla Marca, la battaglia trasversale dei sindaci per il riconoscimento della dignità dei comuni, ed è una battaglia che dalle rivendicazioni in piazza si trasferisce nelle aule giudiziarie. Sentiamo. È una battaglia che va portata avanti, se uno passa col rosso il vigile lo ferma e gli dà la multa e quindi lo educa, e noi stiamo educando lo Stato in questo modo. Diffida lo Stato per ottenere i 24 milioni di euro del Fondo di solidarietà ingiustamente tagliati a 44 comuni della Marca e il nuovo ricorso al TAR la definiscono una battaglia epocale. I comuni trevigiani nel frattempo saliti a 50 dopo la vittoria al Consiglio di Stato che con una sentenza ha riconosciuto il diritto ai comuni ricorrenti di vedersi restituite le somme a credito. I sindaci mettono in campo 2 nuove iniziative legali per tutelare gli enti locali. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il motivo del ricorso relativo al ritardo con cui lo Stato ha emanato il riparto del fondo ben oltre il termine fissato per l'approvazione dei bilanci. Non si può minare la certezza sulle risorse disponibili. Un comune deve sapere all'inizio dell'anno quante risorse avrà a disposizione, se no non riesce più a programmare, quindi funzionerà male come comune, ma non per colpa del sindaco, ma per colpa dello Stato che gestisce in modo grossolano e sbagliato il sistema dei trasferimenti. Di qui la diffida allo Stato. Dopodiché, se non risponderanno a questa diffida, torneremo dal giudice di ottemperanza, è un giudizio molto breve e il giudice ci farà in modo di farci avere questi soldi, perché anche lo Stato deve rispettare le sentenze valgono per tutti. Ed il ricorso accolto per il 2017 verrà ripresentato per il 2018, perché il ritardo dello Stato, nonostante la sentenza del TAR, si è ripetuto. Non è solo una questione di taglia, è anche una questione di metodo. Non siamo in grado in questo momento di imbastire dei bilanci non avendo le cifre certe, questo assolutamente non va bene. Parte da Treviso un nuovo movimento dei sindaci trasversale agli schieramenti e ai colori politici degli amministratori che rivendicano la dignità e l'autonomia attribuita ai comuni dalla Costituzione. È una rivoluzione e questo significa che i diritti all'autonomia già riconosciuti dalla Carta Costituzionale, soprattutto sul piano finanziario, devono essere attuati e rispettati. Ed ora parliamo di sicurezza nei luoghi di lavoro, perché questa mattina anche dalla Marca i metalmeccanici hanno manifestato davanti alla sede del Consiglio regionale. Vediamo. Non possiamo fermarci perché quotidianamente purtroppo accadono incidenti sul lavoro, spesso anche mortali. Sotto una pioggia battente in 500 fra delegati sindacali FIM, FIOM, WILM e rappresentanti della sicurezza delle aziende venete, Nutrita, la pattuglia di Electrolux, Fincantieri, Acciaierie Venete, hanno sfilato per le calli di Venezia, direzione Palazzo Ferrofini. Lì, nella sede del Consiglio regionale del Veneto, il presidio si è protratto per tutta la durata dell'incontro con gli assessori al lavoro Elena Donazzan e alla salute Luca Coletto, perché adesso servono risposte concrete. Come metalmeccanici abbiamo proprio chiesto
da tempo anche noi di discutere di ciò che succede nella nostra categoria, dell'infinita sequenza di incidenti che sta funestando il settore dei metalmeccanici. Le richieste al tavolo regionale, maggiore impegno delle istituzioni e un piano straordinario per rafforzare gli organismi di controllo e di vigilanza. Alle aziende a riattivare gli investimenti perché la sicurezza nei luoghi di lavoro non può essere considerata un costo. Il tema è in assoluta emergenza della salute e sicurezza, dobbiamo intervenire per avere più prevenzione nelle fabbriche e più formazione qualificata per i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori, gli RLS. Dopo gli stati generali attivati dal Presidente Zaia, oggi focus sui settori della metalmeccanica, della siderurgia e della cantieristica per realizzare un piano straordinario per la sicurezza nei luoghi di lavoro. I tempi? Entro lunedì prossimo il Presidente Zaia ha chiesto a tutte le parti presenti ieri di far pervenire proposte operative e emendative del documento di base che è quello del sindacato. Con questo tavolo di oggi, quindi con il gruppo dei metalmeccanici, noi abbiamo deciso di aprire un tavolo molto operativo e molto tecnico perché vogliamo andare a mirare anche l'obiettivo. Al Ministro del Lavoro Poletti la Regione ha già presentato una proposta che prevede proprio la riorganizzazione in termini numerici degli SPISAL. Di assumere del personale in più, quindi andare a implementare di conseguenza quelli che sono i controlli a garanzia dei lavoratori attraverso l'impiego delle sanzioni che vengono erogate alle aziende. Quindi direi che la proposta potrebbe essere interessante, è stata accettata di buon grado dal Ministro Poletti. Per i sindacati un incontro significativo, tassello della grande mobilitazione che sabato prossimo culminerà con la manifestazione unitaria regionale a Padova. Questo è solo il primo passo perché spesso e volentieri non diamo continuità a queste cose, facciamo queste iniziative tra virgolette estemporanee laddove succede l'infortunio e dopo si spengono, a nostro modo di vedere, i riflettori da parte un po' di tutti. Serve un impegno costante sulla sicurezza, serve cambiare la cultura della sicurezza. La politica ora, mentre cresce l'attesa per il varo del nuovo governo firmato Lega 5 Stelle a Venezia, il leghista Maurizio Conte recupera facsimili di banconote stampate nell'era Bossi che svelano curiosità e premonizioni nel servizio, auspici e perplessità sul nuovo esecutivo nelle dichiarazioni dei consiglieri regionali. Sentiamo. Sto guardando quello che era un cimelio del passato di una Lega che aveva nel cuore una divisione anche territoriale, sappiamo cosa vuol dire Padania, e quindi tentavano di dare anche un segnale stampando delle banconote ideali, quelle che potevano essere anche le ispirazioni della Lega dell'epoca. Però, guarda caso, si chiamavano 5 leghe, quindi forse era una premonizione di quello che doveva essere il futuro, di un appunto gemellaggio tra i 5 Stelle e la Lega. Maurizio Conte arriva a Palazzo Ferrofini di prima mattina coi cimeli del carroccio del senatore Bossi, banconote a segni delle 5 leghe. Si fa per stemperare un po' il clima teso di queste ore, dice il consigliere della Lega che attende il varo del nuovo governo. Ed è sincero quando dice che il Paese ha bisogno di recuperare credibilità a livello europeo, soprattutto in campo economico. Sulle riforme punta il capogruppo dei pentastellati in regione, Jacopo Berti. Sicuramente delle manovre importanti per le aziende, riduzione delle tasse, abbiamo visto la lotta forte contro la legge Fornero, ovviamente l'autonomia che è un tema per noi importantissimo, ma dopodiché il Veneto deve tornare protagonista. Io ovviamente all'interno del 5 Stelle sto facendo la mia parte per portare avanti i temi che sono fondamentali per il nostro territorio. Preoccupati i consiglieri di quella sinistra che a Montecitorio siederà all'opposizione. Stiamo a vedere, ancora non c'è, quindi è inutile esprimere giudizi. Esprimo solo una preoccupazione per un dato politico, quello contenuto nel cosiddetto contratto, far calare le tasse nei confronti della parte più ricca del Paese significa inevitabilmente mettere le mani in tasca alla parte più povera e più debole del Paese. Non mi pare un buon inizio. A Treviso ora con le amministrative, ieri lo scambio a distanza sulla pedemontana tra il sindaco Manildo e lo sfidante di centrodestra Conte, con il chiaro messaggio inviato dal primo cittadino di Treviso a Zaia. Ieri sera 20:10 proprio Manildo ha spiegato come attuerebbe quello che ritiene un provvedimento fondamentale per aiutare la circolazione senza ulteriore cementificazione del territorio. Sentiamo.
Ci sono varie potenzialità, io penso che si debba lavorare col Telepass e si debba lavorare sul fatto dell'esenzione del pedaggio da chi entra. Noi eravamo andati per andare a parlare da Treviso Sud e Treviso Nord. Si apre la possibilità di Preganzeol e quindi chi entra soltanto a Preganzeol e esce a Treviso Nord potenzialmente non pagare alcun pedaggio. E l'effetto tornello, io arrivo da Padova, esco Preganzeol e rientro. E si evita col Telepass. Il Telepass è proprio la registrazione infatti non sono condotte originali, sono condotte che chi studia la liberalizzazione nelle varie città d'Italia ha già evidenziato, si vedono quelli che sono i comportamenti parassitari e si cerca di evitarli. Proprio per quello dico che noi stiamo andando avanti a studiare questo tema in modo concreto da 2 anni, a differenza di chi probabilmente lo diceva come al lupo. Stiamo studiando, è una cosa molto concreta, abbiamo molti amministratori, io penso siamo tutti per evitare il consumo di suolo, abbiamo una regione che ha fatto una legge urbanistica che dice no al consumo di suolo e io penso che quando si può passare alla concretezza oltre che alla declinazione di principi, penso che tutti quanti dovremmo essere d'accordo. Ed ora il candidato sindaco del centrodestra, Mario Conte, che interviene sul tema della sicurezza, ribadendo l'importanza di potenziare i controlli nei quartieri. Sicurezza in via Feltrina, direttrice stradale che attraversa i quartieri di San Paolo e Monigo, con problematiche complesse legate non soltanto alla viabilità ma anche all'ordine pubblico. Realtà che Mario Conte, candidato sindaco per il centrodestra a Treviso, originario proprio di San Paolo, conosce e denuncia da tempo. Dopo la rissa a bastonate dell'altra sera davanti al bar Hollywood tra una decina di immigrati, Conte torna a concentrare l'attenzione sulla necessità di potenziare i controlli in questa zona della città e in generale sull'intero territorio comunale. Ennesimo episodio di violenza che stride molto con le statistiche che questa amministrazione continua a snocciolare. Loro dicono che i furti e la criminalità è in calo, in realtà nel territorio continuano a succedere episodi di violenza. Il nostro obiettivo è quello di puntare a Treviso, città più sicura d'Italia. Per far questo dobbiamo aumentare la presenza delle forze dell'ordine nel nostro territorio, riorganizzando il comando della Polizia Municipale e poi vogliamo inserire immediatamente, reintrodurre la figura del vigile di quartiere. Soltanto in questo modo, afferma il candidato di centrodestra, i soggetti più vulnerabili, come i pensionati che vivono nei quartieri, potranno riprendere a uscire di casa con serenità. Troppe volte le persone, e soprattutto gli anziani, ci dicono che a una certa ora, soprattutto quando cala il sole, non si sentono più sicuri ad uscire di casa. Questo blocco psicologico noi vogliamo annullarlo, rendendo il nostro territorio dalle periferie al centro molto più sicuro. Ed ora la candidata sindaco del Popolo della Famiglia, Carla Condurso, anche la pone l'accento sul tema della sicurezza, con particolare attenzione al fenomeno delle baby gang nella zona tra Università e Piazza Santa Maria dei Battuti. Questa zona della città è splendida, noi speriamo di incrementare quanto più possibile la cultura, mantenere l'università, anzi potenziarla. Treviso è bellissima. C'è però un piccolo problema che sottolineiamo anche per un'esperienza molto personale. Nella piazza alle mie spalle c'è un evidente problema di prepotenza da parte di qualche giovanissimo. Personalmente ho già subito questo tentativo di fastidio da parte di questa banda di giovanissimi, superato grazie alle conoscenze che avevo delle tecniche di autodifesa. Ecco, noi vorremmo che questo non succedesse più, vorremmo agire su 2 livelli, il primo culturale, quindi nelle scuole, non incrementando una cultura anti-gender, ma una cultura di vero rispetto contro l'autentico bullismo che può sorgere nei giovanissimi. E poi aiutando le forze dell'ordine grazie a un nostro contributo anche privato, e noi siamo favorevoli di questo e cercheremo di incrementare questa collaborazione tra pubblico e privato nell'ambito della sicurezza, perché certi episodi forse non gravissimi ma molto fastidiosi e deludenti non accadano più in una città bella come la nostra. Andiamo ora a Preganziol con la vicenda di un uomo che è stato aggredito in auto mentre era fermo al semaforo.
Prima uno sputo in faccia, poi un pugno in bocca. Vittima dell'episodio che sarebbe accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 17 a Preganziol, un 48enne di Zerobranco. Secondo quanto ha raccontato ai carabinieri, l'uomo si trovava al volante della sua auto in coda al semaforo, il finestrino abbassato. All'improvviso alla vettura si sarebbe avvicinato un ragazzo di colore che senza alcuna apparente ragione prima avrebbe sputato in faccia l'automobilista e poi lo avrebbe colpito al volto con un pugno. L'aggressore si è poi allontanato. Il 48enne, superato lo shock iniziale, è andato al pronto soccorso e poi ha denunciato tutto ai carabinieri di Mogliano. Si cercano ora testimoni che possano aver assistito alla scena e che possano aiutare a identificare il giovane. Ed ora le drammatiche immagini dell'incidente stradale in cui è rimasta coinvolta nella tarda mattinata di oggi una ragazza che percorreva via Prese a San Michele di Cimadolmo. La giovane ha improvvisamente perso il controllo della macchina finendo fuori strada, la vettura si è ribaltata e la scena che si sono trovati di fronte i soccorritori lasciava pensare al peggio. Invece la ragazza fortunatamente se l'è cavata con lievi conseguenze. Sul posto i vigili del fuoco di Conegliano ed un'ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane all'ospedale di Oderzo per essere visitata. Acquistava metadone con ricette false e poi le rivendeva. Un 28enne veneziano è stato denunciato dai carabinieri di Mogliano. Un piano architettato nei minimi dettagli e che ha funzionato per 2 mesi, fino a ieri quando i carabinieri di Mogliano hanno denunciato un 28enne veneziano residente a Mira. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, dopo una complessa indagine, l'uomo pregiudicato tossicodipendente qualche mese fa aveva rubato ad un medico dell'ospedale di Padova un ricettario nel quale aveva apposto un timbro falso. Utilizzando queste ricette, tra marzo e aprile di quest'anno, l'uomo si è recato in diverse farmacie della marca, acquistando fiale di metadone che poi prontamente rivendeva ad altri tossicodipendenti, riuscendo a ricavare 400 euro. Per questo il 28enne è stato denunciato per sostituzione di persone, falso, ricettazione e truffa. Pubblicità, ora ci vediamo tra pochissimo. E rieccoci in studio con il TG di Treviso. Crack delle banche popolari venete, resta sotto sequestro il patrimonio dell'ex AD di Veneto Banca, Vincenzo Consoli. La villa di Campomarzo a Vicenza, i conti correnti ed un vasto patrimonio di Vincenzo Consoli e della moglie restano sotto sequestro. Lo ha deciso il Tribunale del riesame respingendo l'istanza di annullamento presentata dai legali dell'ex AD di Veneto Banca. Primo atto di uno scontro giudiziario che si preannuncia lungo e durissimo. Il Tribunale di Treviso sta intanto organizzando l'udienza preliminare raccogliendo l'enorme mole di documentazione. Sabato scorso una delegazione di magistrati trevigiani si è recata a Vicenza per assistere all'udienza nella quale la Procura Berica ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex presidente della Popolare di Vicenza Gianni Zonin ed altri 6 vertici dell'istituto. Un lavoro enorme quello che il Tribunale di Treviso sta affrontando dopo che il maxi processo alla Banca Popolare è stato trasferito da Roma al capoluogo della Marca, anche solo dal punto di vista logistico, con la verifica dell'adeguatezza degli spazi del Palazzo di Giustizia di Via Verdi. Se infatti non venissero giudicati adeguati, le udienze potrebbero traslocare in aula bunker a Mestre. Torniamo a parlare della mamma quarantenne di Mogliano che ha gettato la figlia di neanche 3 anni dal terrazzo di casa. Si trova ricoverata nel reparto di neuropsichiatria dell'ospedale di Treviso la quarantenne che ha gettato la figlia di appena 2 anni dal terrazzo. Una tragedia sfiorata, la piccola fortunatamente è caduta sull'erba attutendo il colpo. Ricoverata al Cafoncello si sta riprendendo ed è fuori pericolo. La donna invece, dopo essere stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la casa del padre, ora è stata ricoverata. È stato proprio il Dipartimento di Salute Mentale a presentare una richiesta d'urgenza dopo le ultime valutazioni. La svolta è arrivata dopo gli esiti delle visite a cui la mamma è stata sottoposta la settimana scorsa. Una situazione critica è stata definita in quanto aveva iniziato a rendersi conto di ciò che aveva fatto. Il legale della quarantenne ha così chiesto ed ottenuto dal GIP Gianluigi Zulian la modifica cautelare. Intanto sono al vaglio le cure a cui la mamma è stata sottoposta prima del 13 maggio, prima di quel drammatico gesto.
Domani l'anniversario della strage di Capaci, oggi in studio ad Antenna 3 due uomini della scorta di Giovanni Falcone. Una giornata importante oggi questa per noi di Antenna 3 e per tutti noi che fanno questo mestiere. Sono le giornate più belle perché si ha davvero a che fare con qualcuno che ti può raccontare la storia perché l'ha vissuta. Su Antenna 3 a ore 13 condotto da Daniela Gregnanin il caposcorta e l'autista di Giovanni Falcone, Giovanni San Marco e Luciano Tirindelli alla vigilia del 26esimo anniversario della strage di Capaci, in cui trovarono la morte il magistrato antimafia, la moglie Francesca Morvillo e agenti della scorta, la testimonianza di chi ha lavorato fianco a fianco con uno dei simboli della lotta a Cosa Nostra, condividendo la difficoltà e i timori di portare avanti quella battaglia. Significa aver avuto l'onore e il piacere di aver lavorato per una persona speciale, di avere protetto un magistrato fra i più grandi magistrati, non d'Italia ma credo del mondo, e un po' di rammarico perché secondo me si poteva fare qualcosa di più. Secondo me ci sono delle responsabilità, era una persona che andava tutelata, che andava difesa, e se noi adesso siamo un po' più liberi lo dobbiamo anche a Giovanni Falcone. Cosa Nostra che anche al nord e in Veneto ha allungato da tempo i suoi tentacoli. Secondo me le infiltrazioni mafiose ci sono sempre state e continueranno, perché in alcuni casi noi andiamo sempre dietro a queste cose, perché loro sono sempre un passo rispetto a noi avanti. Ma è la gente, è la società che dalle stragi del 92 è cambiata, dice San Marco. E se prima non parlavano, non vedevano e non sentivano, da quel momento hanno iniziato a parlare, sentire e vedere più che altro. Sono convinto che stiamo iniziando a scrivere l'inizio della fine di questo mostro. E alla legalità e all'eredità lasciata da Falcone, dedicato l'incontro di cui San Marco e Tirindelli saranno protagonisti. Accade il Galletto venerdì sera alle 20:30 su iniziativa dell'esponente di Fratelli d'Italia Marina Marchetti Aliprandi, dall'emblematico titolo La mafia uccide, il silenzio pure. Ed ora il raduno dei Fanti a Vittorio Veneto, che comincerà domani con il pellegrinaggio degli eroi e proseguirà con una serie di eventi simbolici e commemorativi sino alla sfilata di domenica. Non saranno più i commilitoni che si ritrovano dopo tanti anni per passare una giornata in allegra compagnia, ma quest'anno vorremmo ricordare tutti i caduti, ma in particolare i nostri dell'Arma di Fanteria, che sono stati il maggior numero di caduti della Grande Guerra. Conto alla rovescia per il via del 34esimo raduno dei Fanti di Vittorio Veneto, il raduno della commemorazione nell'anno del centenario della fine della Grande Guerra, con una serie di iniziative dall'alto valore simbolico che contrassegneranno la 4 giorni dei Fanti, una festa sì ma anche un momento di riflessione. Momento centrale del raduno, la sfilata di domenica, nella quale sfileranno le 116 brigate. Tra i gruppi particolarmente significativo quello accompagnato dalle patronesse Maria Bergamas, la madre che scelse tra le bare di ignoti caduti nel conflitto, quella che poi verrà portata sull'altare della patria a rappresentare tutti i caduti. Rappresenta tutti coloro ai quali non è stato possibile dare una degna sepoltura. Pensate, un corpo dilaniato dall'esplosione di una granata e che non è rimasto più niente, quindi oltre alla vita la guerra toglie anche il nome alle persone. Quindi nella salma di un caduto è riepilogata tutta la storia di un popolo. Ed ora il premio Bontà Città di Treviso, 10 le persone premiate che si sono distinte in modo particolare in opere di solidarietà e di aiuto al prossimo. Il servizio. Il premio Bontà, giunto alla sua 23esima edizione, è stato assegnato a persone che si sono distinte in modo particolare in opere di solidarietà e di aiuto ai meno abbienti del territorio, ma anche uomini e donne che si sacrificano giorno dopo giorno, spesso in silenzio, per il prossimo. Una manifestazione che è il fiore all'occhiello dell'Associazione Nazionale Cavalieri d'Italia, sezione di Treviso. La cerimonia di consegna alla presenza di diverse autorità civili, militari e religiose si è aperta con l'inno di Mameli. 10 le persone che hanno ricevuto il riconoscimento.
prime fra tutte le suore discepole del Vangelo di Castelfranco, che accolgono donne con problemi familiari, tossicodipendenti, vittime di violenze. Gilberto Linguanti, dopo un grave incidente che lo ha costretto nella sedia a rotelle, non si è mai arreso. Gilberto Linguanti non si è mai scoraggiato, anzi ha lottato per poter continuare a vivere una vita piena, collaborando con varie cooperative sociali che si occupano di persone disabili o indigenti, operando con un grande altruismo e una immensa generosità. Opera in Sierra Leone in una missione medica Emanuela Calvani. Dove c'è un bisogno c'è Emanuela, perché lei ha proprio anche questa, come dicevo prima, questa capacità di... lei si butta nelle cose e quindi si è buttata sicuramente a capofitto tante volte per risolvere situazioni difficili. Fra i premiati anche l'ammiraglio Cesare Fanton, medico trevigiano. Ha salvato un'infinità di persone richiedenti asilo che attraversavano il Mediterraneo, e quindi è una persona d'alto impatto sociale non solo, ma di rilievo, che va certamente sottolineato e premiato. Ognuno con una storia che racchiude umanità e tanta solidarietà. È tutto, tra pochissimo torna 20:10, ospite in studio di Ferdinando Avarino, Maristella Caldato, candidato a sindaco per Treviso Unica. E in chiusura di questa edizione vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Migliora il tempo sul Triveneto, dove a prevalere sarà il sole. Vediamo il dettaglio di mercoledì 23 maggio. Sul Veneto sarà bel tempo ovunque, deciso miglioramento su tutta la regione con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, valori massimi in aumento compresi tra 21 e 25 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, anche qui migliorerà ovunque salvo per residui piovaschi di debole intensità sul Triestino. Ampio soleggiamento invece sui restanti settori con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature in lieve aumento con minime comprese tra 14 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi. Diamo uno sguardo infine alla situazione prevista sul Trentino Alto Adige. Bel tempo con ampio soleggiamento al mattino, al massimo con poche nubi sparse. Nel pomeriggio tuttavia potrà verificarsi qualche acquazzone, ma migliorerà col passare delle ore. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 14 gradi. I valori massimi invece oscilleranno tra i 22 e i 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 anche per oggi è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.